In Sicilia la morte dei 5 concittadini dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca ha creato una psicosi, c'è un clima di paura immotivato, bisogna neutralizzarlo. Queste le parole del governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Nell'isola c'è l'80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca, su 100 persone 80 dicono no. È naturale, ha aggiunto Musumeci, che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiamo il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi. Per poter uscire da questo tunnel e smetterla di dichiarare zone rosse c'è una sola soluzione: immunizzare la comunità siciliana, sottoporla a vaccino, ed è quello di cui ci stiamo occupando. Non possiamo far prevalere i timori dimenticando il valore strategico della vaccinazione. Ho dato a disposizione all'assessorato della salute, prosegue Musumeci, di promuovere un'iniziativa straordinaria per un Open Day di tutti gli hub e in tutte le principali sedi di vaccinazione. Venerdì, sabato e domenica dalle 8 alle 22 si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini nel target AstraZeneca, a partire da 60 anni di età. Non è etico tenere bloccate quasi 100.000 dosi di questo vaccino perché non ci sono adeguate prenotazioni. Chiedo la collaborazione di tutti, dagli ordini professionali al sindacato, perché serve tornare a correre come prima. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura, conclude il presidente della regione.